E di porgere all'assessore e al sindaco ecco assieme si può scansare, grazie, grazie, prego. Bene, grazie, opera inaugurata, vi ringraziamo. Sento anch'io di partecipare a questo momento e a questa inaugurazione di questo tratto di strada che abbiamo sentito importante per tutti. Un grande santo della mia diocesi di origine veronese diceva che non è sufficiente fare il bene, ma che il bene deve essere fatto bene. Inauguriamo infatti un'opera il cui primo progetto è stato approvato dal Consiglio di amministrazione di ANAS nel 1972. Il risultato raggiunto è anche frutto di un impegno e di una convinta e determinata collaborazione tra ANAS, Comune di Portogruaro e Regione. Oggi insomma è un giorno di festa, è una grande opera che, ci tengo a precisare, non serve solo Portogruaro ma tutto il Veneto orientale, l'intera regione, se pensiamo che per queste strade passano, e sono passati tanti anche ieri, milioni di turisti all'anno. I fatti che in questi giorni hanno portato il nostro Veneto al centro di una bufera senza precedenti non devono offuscare l'immagine di un territorio che dimostra ancora capacità di fare bene. E permettetemi, ringrazio e voglio ringraziare soprattutto, ma soprattutto in virgolettato, i cittadini di Portogruaro, che in questi anni hanno subito disagi di un sempre più crescente traffico veicolare di attraversamento che per decenni fino al 2007 non avevano alcuna certezza sulla realizzazione di quest'opera, che per lungo tempo non hanno potuto avere informazioni a riguardo, che hanno vissuto a volte l'impotenza e la delusione che troppo spesso, purtroppo, caratterizzano i rapporti tra i cittadini e le istituzioni, spesso lontane dal territorio. Ricordo che questo tracciato è quello originario e che è stato difeso con forza dall'amministrazione comunale di Portogruaro nella consapevolezza che qualsiasi revisione avrebbe ritardato ulteriormente l'opera, così come voglio ricordare che l'amministrazione comunale ha attivato tutte le collaborazioni necessarie, tecniche e istituzionali per agevolarne la conclusione.